Sottolata di adesso, allora era più. Poi è suonato l'ora e dice: guarda, è quasi ora di pranzo, andiamo perché poi non ci vedono arrivare. Il presidente dell'Ofdal ha detto: è matta lei, ma più matta anche la sua superiore. Ha preso 2 barellieri con una barella, andatela a cercare, caricatela e portatela a casa. Immagina, qui l'hanno fatto tutta la via Crucis. Andate, mi ha detto, fin del sepolcro, perché aveva pure che fossi ancora là. Io ero già a letto tranquilla. Pomeriggio però i medici ci hanno fatto corona e noi non volevamo andare a Burò. Mia direttrice dice: ma no, la grazia è come quella del Vangelo, non camminavo, adesso cammino. E invece abbiamo dovuto presentarci e lì hanno proprio visto che sta gamba molto più piccola, perché era mezza paralizzata, però non aveva dolori e io andavo bene. Questa guarigione è stata duratura nel tempo e una battuta finale è questo miracolo per lei e immagino anche per il suo istituto e per tante persone che hanno così potuto vedere e constatare la potenza di Dio nell'insistenza, come era stato il consiglio che aveva ricevuto. Sì, è proprio. È vero che io ci tenevo e non ci tenevo. Mi sarebbe piaciuto il riconoscimento per dire che è capitato veramente, non è una mia. Però insomma, mi ha mandato a chiamare anche nell'84, nell'83, 84 sono venuta. Però volevano un esame che facesse vedere che la paresi che avevo non dipendeva da una forma neurologica, ma dipendeva dalla spina dorsale. È quello che loro volevano da quando sono guarita all'anno dopo e allora. E non c'era, perché più che le radiografie. Poi è arrivata la TAC, allora un medico mi ha detto: veniamo a prenderla, e non l'ho mai vista. Amen. Così siamo andati avanti fino al 2009. Era appena arrivato il dottor De Francisci, lui è arrivato a aprile e noi siamo arrivati a luglio. Ha fatto tirar fuori, non era archiviata, era lì ferma, fatto arrivare, tirar fuori la pratica. I medici e gli altri che erano con lui a computer hanno messo giù, eccetera. E poi mi ha mandata, loro, sono andata dal dottor, mi ha dato l'appuntamento, allora diceva lui l'altro giorno che sorrideva, lui ligio, perché allora era ancora più, appena arrivato, era di una perfezione, diciamo, nei suoi ha tirato fuori una cosa e l'altra e ho detto a lui metteva tante difficoltà, perché cosa diciamo alla Chiesa, che male aveva, cosa ha fatto, come. E io a un certo punto ho detto: ma è il mio professore che ha scritto sulla cartella, infatti poi l'ho data loro, la cartella clinica tornata da Lourdes inspiegabilmente, e ce l'abbiamo anche noi, mi ha detto, perché poi aveva. E poi è andata avanti e l'hanno riconosciuta. Oggi, 11 febbraio, la Chiesa celebra la Beata Vergine Maria di Lourdes. In questo giorno si fa memoria della vita e della esperienza mistica dell'umile fanciulla Santa Maria Bernadetta Soubirous, conversa delle suole di Nevers, una ragazza gentile, delicata, cagionevole di salute, cresciuta in una famiglia poverissima, che ricevette il dono delle apparizioni della Vergine Maria.
alla grotta di Massabielle, sui Pirenei. Da allora Lourdes è meta di intenso pellegrinaggio. In un secolo pregno di incredulità, in una nazione pervasa di ateismo, qual era la Francia del secolo XIX, Maria si proclama immacolata e inizia una serie di miracoli. La Vergine apparve ad un'umile pastorella, la giovane Bernadetta, per ben 18 volte, tra febbraio e luglio del 1858. Era l'alba dell'11 febbraio e Bernadetta si era recata in prossimità della grotta di Massabielle, sulle sponde del torrente Gave. Su una rupe di questa grotta la Madonna le apparve vestita di bianco, col capo coperto di un velo scendente sulle spalle, i fianchi cinti di una fascia azzurra, i piedi nudi, baciati da rose profumate, un volto celestiale. Nella prima apparizione, la Madonna le parlò nel dialetto locale. Le indicò il punto in cui scavare con le mani per trovare quella che si rivelerà una sorgente d'acqua, al contatto con la quale sarebbero scaturiti molti miracoli. E da allora la sorgente non ha mai smesso di cessare di sgorgare nelle piscine di Lourdes. Il secondo giorno, Bernadetta, temendo un inganno del demonio, gettò acqua santa in direzione della Signora. Ma questa le sorrise con volto ancor più benigno. Solo nell'apparizione del 25 marzo la Signora disse finalmente il suo nome. L'apparizione restò immobile, mostrandosi nell'atteggiamento della Vergine raffigurata nella famosa medaglia miracolosa, rivelata a Santa Caterina Labouré. La Signora sollevò le mani, le congiunse all'altezza del petto, levò gli occhi al cielo e disse: «Io sono l'Immacolata Concezione». Intanto avvenivano miracoli e la fama delle apparizioni si estendeva per tutta la Francia e anche all'estero, destando un concorso straordinario di devoti e curiosi. Per accertarsi che Bernadetta non fosse una visionaria o malata, si ebbero più sopralluoghi da parte dell'autorità ecclesiastica e di quella civile. I medici constatarono la normalità e la sincerità della fanciulla. In breve tempo, i numerosissimi devoti edificarono una chiesa che fu, dai pontefici, arricchita di titoli e privilegi. A Nevers, la veggente visse da religiosa il messaggio di penitenza e di preghiera che aveva ricevuto alla grotta. Morì santamente il 26 aprile 1878, all'età di 33 anni. Fu beatificata nel 1925 e canonizzata nel 1933. Dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmettiamo gli esercizi spirituali per la Quaresima, intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. In onda dal 22 al 28 febbraio alle 8:30, alle 17:30 e alle 20:30.
O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto, nel quale l'anima mia si compiace. Ho posto il mio spirito sopra di lui. Egli proclamerà il diritto alle nazioni. Non griderà, non alzerà il tono, non farà udire la sua voce in piazza. Non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lumignolo fumigante. Fedelmente proclamerà il diritto. Non verrà meno e non si accascerà finché non avrà stabilito sulla terra il diritto. Gesù misericordioso, nascosto nel Santissimo Sacramento, nell'ora della tua agonia, veniamo da te e ci mettiamo con lo spirito sotto la croce. Nessuno presente lì ha udito qualche tuo lamento, né qualche accusa indirizzata a coloro che hanno condannato ingiustamente te innocente. Non hai minacciato i tuoi carnefici, non hai rimproverato gli apostoli che ti hanno abbandonato. Quanto è eloquente il tuo silenzio. La tua misericordia ha inglobato tutto l'odio del mondo. Ci ha nascosti sotto il manto davanti alla giustizia del Padre. Con la tua morte sigilli per sempre la tua volontà di salvare tutti gli uomini, anche coloro che commettono sempre e di nuovo i peccati, che si indeboliscono nella fede, che si piegano sotto il peso della vita. Nessuno degli uomini, nessuno di noi è tanto piccolo e insignificante da non essere raggiunto dal frutto benedetto della croce. Fino alla fine del mondo e fino alla fine della vita di ognuno di noi non cesserai di proclamare il diritto all'amore misericordioso che perdona ogni peccato e infedeltà
quando incontra un cuore contrito. Ti chiediamo, Gesù, per i meriti della tua dolorosa passione, di farci capaci di credere al tuo amore e impregnati del suo spirito di saper trasformare la nostra vita nella buona novella, e per gli uomini che non ti conoscono e per coloro che hanno perso la speranza, con la sorgente del sangue e dell'acqua, immergici con tutta la Santa Chiesa, la patria, il mondo intero e soprattutto i peccatori e gli agonizzanti. Fa che sappiano approfittare dei frutti della tua passione e che diventino la gloria della tua misericordia. Per tutte le intenzioni che ci sono affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, offriamo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo la pace per il mondo intero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi
misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte,
Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Gesù, fam tobie, Gesù, fam tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Gesù, fam tobie, Gesù, fam tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Gesù, fam tobie, Gesù, fam tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. O Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, o Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace. Hai affidato tutto a Dio, hai risposto a Lui con amore, hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno degli sposi durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul Calvario hai rischiato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di madre, hai dato coraggio ai discepoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti supplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalla ingiustizia e devastati dalle guerre.
tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza, perché si avveri subito la profezia di Isaia: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impereranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefessi, degli ammalati, degli afflitti, e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegni la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria, Regina del Santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male. Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. O Madre, Salus Populi Romani, prega per noi. In questa giornata mondiale del malato leggiamo la conclusione del Vangelo iniziato ieri. Gesù chiama a sé la folla e dice, proclama con chiarezza: nulla che viene da fuori ha il potere di rendere impuro l'uomo. Ciò che lo rende impuro è quello che esce dal di dentro. Gesù sta dicendo che in realtà tutte le cose che sono presenti nel creato, nel mondo, nella vita e nella società, di per sé non hanno il potere automatico di rovinare la tua vita. Dipende dove li posizioni nella tua esistenza, che ruolo, che importanza gli dai, allora eventualmente sì hanno il potere di farti tanto del male, ma in realtà ciò su cui dobbiamo stare tanto attenti è ciò che esce dal cuore degli uomini. Quello ha il potere di rovinare tutta la vita di un essere umano. Veramente ha il potere di consegnarti a un'esperienza di dolore, di sofferenza, e possiamo leggere in questo senso anche la giornata del malato. Ci sono malattie che, a seconda di come le vivi, possono incattivirti o impreziosirti.
quante sono le persone che dopo quelle esperienze di malattia hanno veramente portato tanta luce e quante invece hanno vissuto quella situazione in un modo tale per cui è uscito il peggio. Anche qui dipende da come noi vogliamo vivere queste esperienze. Al netto di ciò che sia possibile, non siamo delle vittime, siamo dei responsabili della nostra felicità. E allora oggi chiediamoci, qualunque cosa ci capiti nella vita, qual è il mio livello, la mia consapevolezza di responsabilità davanti alla mia felicità. Sono io il responsabile di essa, non gli eventi della vita.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. O Signore, vieni presto in mio aiuto. Prima di pregare i misteri della gloria, desidero confidarvi cosa hanno detto di Gesù alcune persone tanto lontane da Gesù, eppure affascinate da Gesù. Pensate, Federico Nietzsche, che fu nemico giurato di Gesù, un giorno dichiarò: Gesù ha volato più in alto di chiunque altro. Ed Ernesto Renan, che sferrò un attacco terribile al cristianesimo e alla Chiesa, definì Gesù una persona eccezionale e aggiunse: Gesù non sarà mai superato. Il suo culto ringiovanirà continuamente, la sua vicenda strapperà interminabili lacrime, le sue sofferenze commuoveranno i migliori cuori. Tutti i secoli proclameranno che tra i figli dell'uomo non è mai nato uno più grande di Gesù. E un ateo militante, come Paul-Louis Couchot, è arrivato a dire: tutto ciò che si è fatto in Occidente durante tanti secoli si è fatto sempre all'ombra gigantesca della croce di Gesù. E attenti, fate un salto di stupore. Il giovanissimo Karl Marx ha scritto: l'unione con Cristo dona un'elevazione interiore, conforto nel dolore, tranquilla certezza al cuore e lo apre all'amore del prossimo. L'unione con Gesù, sempre Marx che scrive, dona una letizia che innalza e rende più bella la vita. Ci pensate? Karl Marx poi ha rinnegato tutto, ma la giovane ha scritto così. E Dostoevskij, il grande Dostoevskij, ha confidato: non c'è nulla di più bello, nulla di più profondo, nulla di più ragionevole, di più coraggioso e di più perfetto di Cristo. Non solo non c'è, ma non può esserci. E lo scrittore spagnolo José Descalzo ha confidato: quest'uomo fu il più eccelso sulla terra, la ragione per cui la terra esiste. Tutto il nostro pianeta, con tutto ciò che contiene, sarebbe una follia senza quest'uomo, senza Gesù. Non c'è stato e non ci sarà mai nulla che gli sia paragonabile. Questo è il grande mistero di Gesù. E noi sappiamo perché. Perché Cristo è risorto, Cristo è vivo. Pensate, un uomo tanto lontano da Gesù, però questo lo sa soltanto lui quanto era lontano. Pierpaolo Pasolini ha riconosciuto la nostalgia di Gesù. Ha scritto queste testuali parole: manca sempre qualcosa, c'è un vuoto in ogni mio intuire ed è volgare questo non essere completo, cioè umiliante. È volgare, mai fu così volgare come in questa ansia, in questo non avere Cristo. E lo scrittore, grande scrittore ebreo, Franz Kafka, un giorno disse: Cristo è un abisso pieno di luce. Bisogna chiudere gli occhi per non precipitarvi. Come fanno pensare queste parole? Hanno una sola spiegazione: Cristo è risorto. Il primo mistero ci mette davanti questo grande fatto, grande avvenimento. Il grido del mattino di Pasqua: Cristo è risorto. E questa certezza è la sorgente di tutto il nostro ottimismo, dell'ottimismo cristiano. Noi saremo sempre il popolo della speranza, perché sappiamo che l'ultima parola è questa: Cristo è risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero della gloria ci presenta Gesù che sale al cielo, ma prima di nascondersi, perché Gesù non è partito, si è nascosto, prima di nascondersi ha detto: non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Chiediamo tanta fede per sentire, per percepire la presenza di Gesù e per aprirgli la strada, per intervenire in questo drammatico momento. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù. Lo Spirito Santo discende sugli apostoli raccolti in preghiera nel cenacolo attorno a Maria, come facciamo noi in questo momento. Li riempie di forza, di coraggio, di entusiasmo. Gli apostoli escono dal cenacolo e inizia il cammino missionario della Chiesa nel mondo. E va avanti questo cammino e non c'è persecuzione che lo potrà fermare. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli apostoli dal cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede oggi. È tempo di martirio, ma il tempo di martirio è un tempo bello, è un tempo di vincitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
dalla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. Possiamo chiederci perché Maria è stata assunta in cielo. La risposta è evidente. Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato l'infezione del nostro peccato. Per questo Maria è assunta in cielo, in anima e corpo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero della gloria è il paradiso, dove Maria è regina degli angeli e dei santi e dal paradiso ci segue come una madre segue i suoi figli. Per questo non dobbiamo mai sentirci soli nell'avventura della vita,
ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria, che è il paradiso, la patria che è il paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudisci. Padre Celeste, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo Amore, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre della Misericordia, Prega per noi. Madre della Divina Grazia, Prega per noi. Madre della Fiducia, Prega per noi. Madre Purissima, Prega per noi. Madre sempre Vergine, Prega per noi. Madre Immacolata, Prega per noi. Madre degna di amore, Prega per noi. Madre ammirabile, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Madre di misericordia, Prega per noi. Vergine prudentissima, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. specchio della santità divina, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. causa della nostra gioia, Prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina di tutti i cristiani, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato originale, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del Santo Rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. Vergine Lauretana, Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Esaudisci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, o Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere, o Maria, le catene che abbiamo costruito con le nostre mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo ogni tanto diffuso, delle mode alienanti, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci ad usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
A tutti faccio questo augurio. Sul vostro volto risplenda la luce di Cristo risorto. Andate in pace. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Storie e volti, il nuovo ciclo di interviste del direttore di Telepace Don Bruno Fasani, in onda ogni domenica alle 9.25, 15.25, 19.15. Conosceremo tante persone e tante storie. La pace vola sulle ali di 1000 colombe. Bastano 1.000 euro donati da 1.000 di voi per far volare più in alto la voce di Telepace. Ogni dono, piccolo o grande che sia, è un battito d'ali che porta luce e fede là dove c'è bisogno di pace. Vola insieme a noi, sostienici. Fatti e prospettive, la nuova trasmissione di Telepace sull'attualità nazionale e locale. Buonasera a tutti voi cari amici, ben trovati in questo primo appuntamento con il nuovo programma di Telepace, Fatti e prospettive. Parleremo della cronaca vaticana e dell'attività del Santo Padre, a seguire ampi spazi di approfondimento su temi come economia, sociale, sostenibilità, musica, sport e cultura. Vi aspettiamo ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 16:30. Dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmettiamo gli esercizi spirituali per la Quaresima, intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. In onda dal 22 al 28 febbraio alle 8:30, alle 17:30 e alle 20:30.
sono stati dati dei report e dei dati relativi alle varie povertà che riguardano il nostro paese, e ne parleremo con Antonio Russo. Come dicevo in apertura, parliamo di Ucraina e lo facciamo con un ospite che saluto, collegato da remoto, Adriano Dell'Asta, slavista, già docente dell'Università Cattolica. Buon pomeriggio e ben trovato. Buon pomeriggio a voi e ben trovati, grazie dell'invito. E con lei in studio poi sentiremo anche la loro testimonianza, le saluto in rappresentanza dell'Associazione Ora Ucraina, Marina Sorina, eccola, e poi Svitlana Ciuravel. Sono stato bravo a pronunciarla, abbastanza dai, me la sono cavata. Mi perdonerete questo mio deficit. Professore, allora vogliamo parlare di Ucraina, vogliamo parlare di questo percorso di dialogo più o meno concreto che si sta palesando, un trilaterale Ucraina-Russia con la presenza, mediazione, ci dirà lei che cosa ne pensa in proposito degli Stati Uniti. Quali sono e quante sono le difficoltà per arrivare davvero a una soluzione diplomatica che sia prioritaria in questo senso? È una domanda complessa. Comunque, come stiamo vedendo, la questione non è affatto semplice. Io vorrei dire una cosa, giusto come premessa, che la diplomazia è importante, questi incontri sono importanti, ma non sono essenziali. La diplomazia è uno strumento per arrivare ad un fine, che è mantenere o restaurare le relazioni pacifiche e laddove è possibile persino amichevoli tra i diversi stati. Ecco, non possiamo dimenticare questo, altrimenti rischiamo di non far funzionare proprio la diplomazia e di perdere in fondo quello che è essenziale, cioè la pace, cui dovrebbe mirare. Ora, per far funzionare la diplomazia, la prima cosa che non si sta facendo è che bisogna farla in silenzio, non per far vedere quanto si è buoni, facendo in realtà affari, e neanche si fa la diplomazia per far vedere quanto si è geniali, bravi, con proposte che spesso vanno bene solo per uno spettacolo televisivo, insomma quelli che ama tanto Mr. Trump, ma che molto spesso sono del tutto irrealizzabili. Insomma, si parla spesso di referendum dall'inizio della guerra, stabilire a chi debba appartenere a un determinato territorio e via dicendo, ma sono discorsi molto spesso irrealistici. Il referendum fatto tra chi? Tra la popolazione attuale, ignorando la volontà di chi è scappato per la paura della guerra, tra la popolazione censita prima dell'invasione, insomma è molto complesso. Poi c'è un'altra cosa che secondo me è importante, che non va dimenticata. La diplomazia è al servizio della pace, dicevo prima, e la pace non è un vuoto, non è la semplice assenza di guerra, è una pratica reale di vita. La sostanza della pace non è l'assenza di qualcosa di brutto, la guerra, è la presenza di qualcosa di buono. Ora, dopo una guerra o in presenza di una guerra, si tratta di di riaprire un cammino di riconciliazione praticabile. È lì che si esercita la vera arte del diplomatico, che deve fare i conti con la vita della gente, con le esigenze delle persone reali, libertà, dignità, uguaglianza, sovranità, tutte cose senza le quali non parliamo più dell'uomo, non parliamo più dei popoli che conosciamo. E poi, appunto, se non si parla di questo, si resta continuamente in concorrenza e poi, invece di arrivare alla pace, si continua la guerra. Questa mi sembra una cosa che va ricordata. Certamente, tra l'altro a questo proposito sul referendum
Proprio oggi il Financial Times, rilanciando di fatto un'anticipazione che aveva dato nei giorni scorsi l'agenzia Reuters, ha preannunciato che il 24 di febbraio, lo ricordiamo che è la data di anniversario dell'inizio di questa guerra, di questa invasione sul territorio ucraino, il presidente Zelensky dovrebbe annunciare un piano per le elezioni presidenziali. La specifica qual è? Un piano che dovrebbe accadere entro la metà di maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli USA. Siamo in un contesto e in tempistiche che appunto contraddicono quello che diceva lei come prassi e percorso ottimale per arrivare ad una vera situazione di pace. Certo, poi come lei diceva appunto, no, c'è stato questo annuncio, l'annuncio è stato subito smentito, insomma c'è molto un gioco che se si parlasse di meno e si facessero di più le cose forse sarebbe meglio. Ecco, secondo alcuni osservatori, analizzando quello che sta accadendo in questo dialogo trilaterale, l'osservazione è questa, che gli incontri servono quasi più agli Stati Uniti per riavvicinarsi alla Russia che non arrivare a un atto concreto che porti alla cessazione delle ostilità, ma soprattutto a tutta quella serie di elementi che lei ha correttamente enunciato poc'anzi. Vede, è proprio questo il problema. Tutti parliamo dei rapporti Stati Uniti-Russia, parliamo terrorizzati del problema dell'olocausto nucleare, che per carità però questo rischio c'è sempre stato e non è che sia la novità di adesso. Chi è più giovane forse non se lo ricorda, ma chi ha un po' di anni alle spalle, questo pericolo l'abbiamo vissuto all'inizio degli anni 60, insomma. Ma vede, il problema è proprio questo. La questione non è rapporti Stati Uniti-Russia. La guerra non è tra Stati Uniti e Russia, ma la Russia che l'ha iniziata invadendo l'Ucraina e l'Ucraina che è stata invasa dalla Russia. Allora, se parliamo di trattati, appunto in questi giorni si parla della ripresa del trattato START che non funziona, non va, cioè, parliamo di trattati di non proliferazione nucleare. Noi non possiamo dimenticare che l'Ucraina aveva delle testate nucleari basate sul suo territorio, era il vecchio arsenale sovietico, che poi, in base a quello che è noto come il Memorandum di Budapest del 1994, aveva ceduto alla Russia. Quindi queste testate nucleari l'Ucraina le aveva cedute alla Russia, ma che cosa? In cambio dell'assicurazione circa il riconoscimento dei confini che c'erano allora e il riconoscimento della loro inviolabilità. Questo trattato coinvolgeva Russia e Ucraina, ma la cosa importante, no, anche Stati Uniti e Gran Bretagna che si impegnavano a rispettarlo e a farlo rispettare. Allora, oggi parliamo di nuovo di trattati di non proliferazione nucleare, fantastici, ma forse prima di lamentarsi del fatto che siano bloccati dovremmo lamentarci dei trattati che c'erano e non sono stati rispettati. Certamente. Capire allora che l'Ucraina di certe garanzie, qualche ragione si va. Ecco, per chiudere, lei ha tracciato la situazione in maniera molto, molto chiara, al di là di questa diplomazia un po' bloccata, un po' quasi che tende a voler spettacolarizzare, no? Con certe date, scadenze appunto magari irrealizzabili, ma ci sono e quali ragioni di speranza in una situazione come quella che si sta vivendo? Sembra paradossale, grazie di questa domanda, perché noi sembriamo dare soltanto una versione senza speranza. I motivi di speranza ci sono e sono quelli che vengono dalla società civile. La società civile in Ucraina e in Russia resiste, in Ucraina resiste da quasi 4 anni, in Russia non è mai morta nonostante tutto, nonostante propagande, repressioni. Per l'Ucraina noi dobbiamo rendere onore a una società civile
che, a dispetto di tanti discorsi sulla corruzione, è viva, riscopre una capacità di solidarietà, di organizzazione e di sacrificio diffuse ed esemplari. Io penso soltanto alle scuole che continuano a fare lezioni a distanza con l'elettricità che salta continuamente, ottenendo appunto lezioni in rifugi improvvisati. Penso ancora a un'attività lavorativa e a una vita che vanno avanti comunque, nonostante allarmi aerei continui. In certe città, in certe zone ci sono allarmi in media una volta all'ora, ma voi capite cosa vuol dire? E questo con una società civile che continua e vive. Per la Russia, ecco, non possiamo dimenticare che ad appena a 2 anni dalla morte, figure come Navalny, la cui testimonianza non è stata affatto isolata. Anche se nelle condizioni attuali non possiamo certo sognarci manifestazioni di massa, ci sono però episodi significativi, numericamente limitati, certo. Del resto, come è sempre stato nei tempi del grande dissenso classico, negli anni 60, 70, 68, andarono 8 persone soltanto a protestare sulla Piazza Rossa. Allora tutto era iniziato da letture poetiche proibite. Per i nostri giorni casi di questo tipo si ripetono. Io penso a un artista di strada, da noi è diventata famosa abbastanza recentemente questa 18enne, no? Di cui si è parlato nella stampa internazionale, che è diventata famosa proprio perché ha ascoltato 3 arresti amministrativi. Perché? Perché con la sua band aveva cantato per le strade di San Pietroburgo brani di cantanti considerati agenti stranieri e si era rifiutata di continuare a suonare invece vecchie canzoni sovietiche nelle quali, come diceva lei, si parlava, no, di una vita in cui tutto va bene, e diceva: ma io come faccio a parlare di questo davanti a persone che sono appena tornate dall'Ucraina? Grazie professor Dell'Asta davvero per essere stato con noi e averci aiutato a capire in base alla sua analisi quello che è la situazione attuale. Grazie. E noi proseguiamo con le nostre ospiti in studio. Vi vedevo sorridere di fronte a certe affermazioni del professore, soprattutto riferite alla società civile, no? Ci ritroviamo in pieno, perché anzi lo ringraziamo per questo punto di vista oggettivo e equilibrato. Sì. Allora ve le ripresento, inquadrate in questo momento appunto Marina Sorina e con lei Svitlana Giuravel, ok. Associazione Ora Ucraina. Con voi vogliamo parlare intanto, se volete condividere con noi anche quelle che sono le notizie che arrivano dall'Ucraina di vostri congiunti che sono lì. Allora, le notizie le riceviamo tutti i giorni. Da quando è iniziata la guerra, purtroppo tutti noi ucraini ci svegliamo e andiamo a letto con il cellulare in mano leggendo le notizie e soprattutto col pensiero che i nostri cari siano al sicuro, perché ovviamente quando vedi allerti di bombardamenti eccetera corri subito a vedere se i tuoi parenti sono al sicuro. Mia nonna di 97 anni, mia zia di 75 hanno dovuto abbandonare da poco la loro casa, perché il paesino in cui vivevano non è più considerato un posto sicuro, ci sono bombardamenti continui e adesso sono considerate profughe interne, quindi hanno dovuto abbandonare la loro vita, la loro casa e spostarsi di 200 km in un altro posto. Ho al fronte tanti amici dei tempi di scuola superiore, ho mio cugino al fronte e da poco anche il mio fratello. E che dire, viviamo in una continua tensione. E io personalmente, da quando è iniziata la guerra, avevo aderito a un'associazione ucraina di Verona per poter fare qualcosa insieme e avevo aperto e gestito un centro di accoglienza a San Giovanni Lupatotto per i profughi ucraini e da lì non ho più smesso di fare volontariato. Adesso mi sono concentrata di più con altre volontarie nella raccolta di aiuti umanitari sia per i civili ma anche per i nostri difensori. Una cosa importante, scusate. Quando parliamo di difensori,
Ecco, se è possibile fare avere un po' la nostra ospite, intanto ritorniamo. Parliamo con lei. Allora, io aggiungerei a ciò che dice Svetlana che oltre alle notizie controlliamo adesso anche le previsioni del tempo. Perché questo inverno è il peggiore da quando è cominciata l'invasione su larga scala. Ricordiamoci che la guerra come tale è cominciata nel 2014, quindi parecchio anni fa. E adesso i russi hanno aspettato questo inverno particolarmente rigido per raddoppiare i loro bombardamenti, che erano, se si può dire, all'ordine del giorno anche negli anni passati, però quest'anno hanno avuto una ferocia particolare e hanno usato la tecnica di double tap, cioè bombardare la centrale, aspettare un'oretta che arrivano soccorritori e cominciano a darsi da fare con i mezzi tecnici per bombardare di nuovo, stavolta uccidendo non solo le infrastrutture ma anche le persone capaci di ripararle. E questo ha fatto sì che da settimane città con oltre 1 milione di abitanti come Kiev, Kharkiv e altri sono senza elettricità e senza riscaldamento, a volte senza acqua. Ovviamente non tutto il tempo, magari c'è un'oretta in cui ti danno l'elettricità, che può capitare anche di notte, tu devi correre a caricare i tuoi accumulatori eccetera, quindi loro cercano di gestire quel poco di risorse che è rimasto dandone un pochettino a tutti i quartieri. E i miei genitori, che hanno su 70, abitano al 12° piano, quindi quando non c'è elettricità non c'è l'ascensore, non possono scendere, hanno il forno elettrico, quindi quando non c'è elettricità non possono cucinare, manca riscaldamento, dormono vestiti con tante coperte e cucinano in casa con un fornello da campeggio. Però vanno avanti. Però vanno avanti, andate avanti anche voi con la vostra attività qui sul territorio, perché l'attenzione non venga mai meno e soprattutto il sostegno non venga mai meno. Infatti proprio per aumentare le attività a favore dell'Ucraina a Verona abbiamo aperto una nuova associazione che va, diciamo, a completare ciò che fa l'associazione storica di Malve di Ucraina. La nostra si chiama Ora Ucraina, come una sorta di impulso ad agire, cioè dobbiamo fare ora qualcosa per l'Ucraina, e ci occuperemo soprattutto di cultura, di conoscenza, di storia, tanto è vero che grazie a una nostra socia fondatrice e grazie soprattutto all'ospitalità della Società delle Belle Arti di Verona c'è adesso in corso una mostra che appunto è fatta da una signora arrivata profuga e che già è entrata in questa compagnia così, diciamo, esclusiva di artisti veronesi, e faremo tante altre cose anche per il 24. Per esempio il 21 di febbraio ci sarà una manifestazione in piazza Bra dalle ore 15 alle ore 17 organizzata appunto dalle Malve. Noi invece come Ora Ucraina faremo proiezione di un documentario la sera del 24. Quindi dove lo proietterete? Sarà in Basso Acquar, c'è un coworking che si chiama Wunderkammer e loro ci danno uno spazio, però poi se ci seguite su social digitate Ora Ucraina Verona ci trovate. Invece Svetlana si occupa di più di appunto aiuti umanitari, perché e quindi possiamo riprendere quello che... come dicevo prima, una cosa che vorrei sottolineare che è importante per noi che questo messaggio venga appunto recepito da tutti, e che quando parliamo dei militari, dei difensori ucraini, sono persone che fino a ieri non avevano niente a che fare con l'esercito, con le armi. Loro si sono trovati là per difendere le proprie famiglie, il proprio paese e la propria libertà. Quindi noi ci teniamo tantissimo ad aiutarli, sono i nostri fratelli, per qualcuno c'è anche il padre, il marito, il figlio. Quello che vorrei chiedere che gli italiani provassero un pochino a provarlo su se stessi, cioè immaginarsi un attimo di trovarsi in un contesto di guerra e vedere il proprio marito, padre, figlio andare in guerra, e lì sì che vorreste aiutarli, fareste di tutto per poterli aiutare, perché non sono lì per scelta, non sono lì perché sono fanatici, perché sono mercenari, perché gli piace. Quindi se potete vi invitiamo a appunto seguirci sui social, partecipare alle nostre iniziative, perché sicuramente faremo altre raccolte fondi. Noi abbiamo già fatto durante il 2025 diverse raccolte per poter comprare generatori, stazioni di accumulo, che sono dei power bank giganti. Cerchiamo di acquistare il materiale necessario e aiutarli il più possibile. Certamente. Beh, un appello che sicuramente
sarà condiviso da molti dei nostri telespettatori. Noi abbiamo chiamato questo segmento del programma La strada per la pace. Come Telepace non possiamo che auspicare chiaramente questo, che questo accada, ma che sia una pace giusta, rispettosa chiaramente delle istanze di un paese che è stato aggredito. Quindi bisogna capire appunto che cosa accadrà. Ed è importante che voi continuiate a fare questa vostra azione anche sul territorio, proprio perché l'attenzione rimanga desta, al di là anche di quella che è la narrazione che i media compiono di quello che sta accadendo, no? Infatti si può sempre parlare e dialogare direttamente con gli ucraini, che dall'anno scorso hanno superato per numero di presenze i cinesi. Ora siamo tipo la quarta e non più la quinta comunità straniera in Italia, proprio perché sono arrivati tanti profughi che stanno integrando benissimo. Però molto spesso io sento la frase che mi fa arrabbiare: ma non se ne parla più alla TV, quindi la vostra guerra è già finita, come se ciò che dice la TV sia l'unico criterio di realtà. In realtà si può sempre trovare qualcuno con cui parlare direttamente a tu per tu, oppure venire appunto agli eventi che organizziamo noi o altre associazioni ucraine e scoprire dalla fonte diretta, non mediata dai filtri ideologici, come si sta. Perché in realtà sia questi... Svetlana prima ha detto che loro non volevano andare in guerra. Non è che, certo che nessuno voleva vedere la propria vita rovinata, i progetti, ma quando tu vieni aggredito non hai altra scelta. Come noi non abbiamo altra scelta che continuare a parlare di Ucraina, così i nostri cari rimasti lì non hanno altra scelta che difendersi, perché se ne va non di ideali astratti, ma di una cosa molto concreta: casa, famiglia, figli. E anche le persone anziane, come per esempio i miei genitori, affrontano tutto con grande spirito, con grande coraggio. E quando chiedo a mia mamma come sta, lei dice: ah beh, oggi è una bellissima giornata, il sole scalda tutta la stanza. E da quella frase capisco che oltre al sole non c'è null'altro. Certo. Vuol dire che non c'è riscaldamento e fuori fa meno 15. Certo. Ma lei riesce anche lì a metterlo in forma positiva. Infatti, e così molti altri ucraini. Infatti, se posso aggiungere un'altra cosa, è che spesso, anch'io per esempio spesso sento dire: ma è una questione difficile, non si sa, non si capisce. È tutto chiarissimo, non ci sono sfumature nella guerra tra la Russia e l'Ucraina. C'è nero e bianco, c'è nero, il paese che ha attaccato e ha invaso, e c'è il bianco, l'Ucraina, paese che si sta difendendo sul proprio territorio, dentro i confini del proprio territorio. Per cui quando parliamo di guerra tra Russia e Ucraina non c'è tanto da capire. Quindi purtroppo a distanza di 4 anni magari non è ancora chiaro a tutti. Noi quello che cercheremo di fare è anche questo. 4 anni non sono proprio tempo poco breve per non capire. Posso dirlo, dal 2014 siamo addirittura a 12 anni. Esatto. Certo. Allora io devo chiudere questo nostro segmento. Certo. Il tempo è purtroppo finito, ma sicuramente ci torneremo. Solo ricordiamo le 2 date che ho appena citato. Allora, 21 ore 15 Piazza Dante manifestazione, 24 ore 17 proiezione del film presso Wunderkammer in via Basso Acquar. Dettagli sui social. Ecco. Ora Ucraina. Ora Ucraina, l'avete detto in coro e va benissimo così. Grazie per averci portato la vostra testimonianza, averci raccontato quello che state facendo per la vostra gente, il vostro popolo e il vostro paese. Grazie a voi. E noi, gentili amici, proseguiamo ora introducendo un altro argomento. Andiamo in un'altra area geografica, lo dicevo in apertura. In questi giorni in Lombardia è presente il segretario generale di Caritas Gerusalemme e Anton Asfar, che noi abbiamo intervistato ieri sera mentre si trovava a Lecco, proprio per farci raccontare quella che è la situazione e soprattutto quello che loro stanno facendo in Terra Santa per sostenere la popolazione locale. Concerning the situation in Gaza, the situation is still very difficult, although some... Riguardo la situazione a Gaza,
La situazione è ancora molto difficile, anche se stanno arrivando alcuni aiuti a Gaza. Le persone sono schiacciate nell'ovest, nel nord e a sud del Wadi Gaza, in meno del 35% dell'area complessiva. E noi stiamo ancora operando a Gaza. Abbiamo 10 punti medici che forniscono servizi sanitari primari e salvavita, 2 servizi di supporto psicosociale che si occupano di curare bambini e madri a Gaza. For the West Bank, the situation is really, from a socio-economic situation, it's deteriorating much. Per quanto riguarda invece la West Bank, la Cisgiordania, la situazione socio-economica si sta deteriorando molto per ragioni legate all'eccesso e al movimento dentro e intorno alla Cisgiordania stessa, sia a nord che a sud. I tassi di disoccupazione sono molto elevati e la gente fatica a guadagnarsi il pane quotidiano. Ecco, secondo il Ministero israeliano per gli affari della diaspora, le ONG che non soddisfano determinati requisiti richiesti dalle autorità vedranno decadere i loro permessi, cessando di fatto l'attività nella striscia di Gaza il prossimo 1 marzo. Caritas Gerusalemme rientra tra gli esclusi. Ci può aggiornare in proposito qual è la situazione per quanto vi riguarda? Yes, this is a very complex matter, as we have... Anche questa è una situazione molto complessa. Come abbiamo detto in precedenza, siamo registrati in maniera differente presso le autorità israeliane. Abbiamo fortunatamente ricevuto delle buone notizie verso lo scorso fine settimana. The interministerial committee has revisited our registration, checking. Quando il comitato ministeriale ha rivisitato la nostra registrazione e ci ha informato che il provvedimento relativo alle linee guida per la registrazione delle organizzazioni non governative e il conseguente rilascio di permessi per dipendenti internazionali non è applicabile a Caritas Gerusalemme, quindi possiamo operare. Letter that was sent by the interministerial committee declares that we could operate. Una lettera mandata dal comitato ministeriale ha dichiarato inoltre che possiamo operare e non ci viene richiesto altro. Ci è permesso di lavorare in accordo con la nostra precedente registrazione nella Cisgiordania, a Gaza e in tutta la Terra Santa. Ovviamente questa è una situazione che non fa che aumentare quelle che sono già le enormi difficoltà presenti nel settore degli interventi messi in atto da Caritas Gerusalemme. The situation concerning the aid sector is really deteriorating because there is a need. La situazione riguardante il settore degli aiuti si sta davvero deteriorando, in quanto c'è bisogno che a Gaza entrino questi aiuti e che il settore degli aiuti stessi fornisca i propri servizi per via dell'immane bisogno che c'è a Gaza. We know well that the situation in Gaza, especially the health sector. Sappiamo bene che la situazione, specialmente per il settore sanitario, è al collasso e necessita di molto tempo per migliorare quelle che sono le capacità. Trying its best with our partners, with the support of our partners. Caritas sta facendo del suo meglio con il supporto dei nostri partner a fornire aiuti a Gaza, ma anche in Cisgiordania per gli sfollati e le famiglie bisognosi in tutta la Cisgiordania. E quali sono i progetti che ancora avete in esecuzione in queste due aree, quella di Gaza e della West Bank? Yeah, so we are providing primary healthcare services and life-saving services in Gaza, including. Stiamo fornendo servizi sanitari primari e servizi salvavita a Gaza, includendo cibo, kit per l'igiene, servizi di supporto psicosociale per la comunità. Starting from January, opened a new medical point in Al-Rimal area, in front of the Stadium of Palestine, where there is a sea of tents over there.
Di recente, a partire da gennaio, abbiamo attivato un nuovo punto medico nell'area di Al-Rimal di fronte allo stadio della Palestina, dove si trova un mare di tende. Tutto questo è stato supportato da Fondazione Cariplo, Caritas Ambrosiana e Caritas Italiana. Senza il loro supporto non avremmo potuto aprire questi servizi, perché sono risorse necessarie per poterlo fare. Quanto ai medici, ci sono un pediatra, un ginecologo, ma poi anche farmacisti, supporti a bambini e madri nell'area. In tutto abbiamo 10 punti medici, come ho detto, e 2 punti di supporto psicosociale. Also in the West Bank, we are trying to hold medical days and psychosocial days for the community all over the West Bank because people does not have the means to go. Inoltre, nella West Bank, in Cisgiordania, stiamo tentando di tenere giornate di supporto medico e psicosociale per la comunità, in quanto le persone non hanno i mezzi per andare a farsi curare, non hanno soldi e sappiamo che la situazione sociale attuale in quest'area si sta davvero deteriorando. Per questo stiamo anche fornendo assistenza finanziaria alle comunità sia a Gaza che in Cisgiordania. Anche in Cisgiordania stessa stiamo fornendo pacchi alimentari, supportando microprogetti con microfinanziamenti per migliorare la condizione economica delle famiglie. The last Christmas period, we have launched Christmas of Hope campaign, which was supported by Caritas Ambrosiana and Caritas. Durante l'ultimo periodo natalizio abbiamo anche lanciato una campagna di Natale di Speranza, anche in questo caso supportata da Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana, con la Conferenza Episcopale Italiana, per restituire speranza alle comunità sia in Cisgiordania che a Gaza. Abbiamo supportato tramite assistenza finanziaria 35 iniziative, 14 organizzazioni comunitarie e nel complesso 250 famiglie. Quindi è importante per il vostro lavoro appunto che ci sia un supporto non solo economico ma anche di idee a quelli che sono i progetti che state portando avanti. Lei ha fatto riferimento a Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana nella precedente risposta. You know, we feel in Caritas Jerusalem Sai, noi in Caritas Gerusalemme sentiamo i grandi messaggi di supporto e percepiamo che tutti i nostri membri, i nostri partner, fratelli e sorelle laggiù sentono il dolore della gente in Terra Santa. Siamo come un corpo solo. Se una parte del corpo sente dolore, il resto lo percepisce. We are one body. One part of the body has pain, the rest of the body. Questo è quello che sentiamo con il supporto di questi meravigliosi partner come Caritas Ambrosiana e Caritas Italiana. Ci rivolgiamo a ogni persona e a ogni benefattore affinché continuino a supportarci nella nostra attività necessaria come missione in Terra Santa. Dobbiamo innanzitutto ricostruire anime, riportare speranza nella comunità in Terra Santa. Senza supporto non possiamo continuare. Ecco, alla fine di questa nostra intervista le chiedo se vuole, di rivolgersi ai nostri telespettatori per un messaggio indirizzato proprio a loro, che parli di voi e del vostro operato. Yeah, as a message, you know, in Jerusalem, Bethlehem area and the holy sites, the holy cities, are struggling much, you know. Come messaggio a Gerusalemme, nell'area di Betlemme, nei luoghi santi e le città sante stanno soffrendo molto a causa del blocco totale del settore del turismo, specialmente ora che i pellegrini non stanno tornando. Incoraggiamo tutti i nostri fratelli e sorelle là fuori, inclusi i fratelli e sorelle in Italia, a venire e avere il privilegio di tornare a Gerusalemme, soprattutto a Betlemme. In questo modo saranno in solidarietà con tutta la comunità in Terra Santa. Quindi, per favore, provate a venire e fare i vostri pellegrinaggi il prima possibile. Questa è dunque l'intervista che abbiamo realizzato ieri sera con il segretario generale di Caritas Gerusalemme, Anton Asfar. Noi andiamo avanti e saluto il prossimo ospite collegato da quel di Vittorio Veneto, don Andrea. Dovrebbe essere collegato. Eccolo qua. Ciao, ben trovato. Allora, ti abbiamo
invitato perché sappiamo che, e non è il primo anno, Vittorio Veneto in questo periodo ospite e organizza la settimana sociale a livello diocesano. Il tema scelto per quest'anno è la pace sia con tutti voi, citando in questo Papa Leone XIV. È un appuntamento che ha superato ormai la 20ª edizione, abbondantemente anche. Sì, siamo ormai arrivati alla 23ª edizione quest'anno, con il progetto del 2004, con il Cardinale Scuola, che per me è soprattutto negli ultimi 3 anni, per anche di rinnovare un po' il format, ma anche le prospettive societarie del tema. Quindi non c'è soltanto una serie di conferenze, di serate in cui affrontiamo appunto tematiche dell'attualità e delle situazioni della Chiesa, ma che tentiamo anche di avviare processi più spazi. Ecco, intanto chiedo di cambiare la grafica che accompagnava il tuo intervento. Ecco, questa è quella ad hoc. Il primo appuntamento l'avete avuto lunedì a Pieve di Soligo e poi ne avete un altro stasera, giusto, a Vittorio Veneto? Esattamente, per un paio d'ore, in battaglia di Vittorio Veneto, la civica, quando sul mondo, quindi in geopolitica, un discorso che non schivati, siamo concentrati sull'impegno della Chiesa rispetto alla pace. Stasera invece sono stati dati sotto sguardo mondiale, anche quelli che possono essere finali di guerra, cantieri di pace, possono. E quindi un cantiere di pace per un percorso che si articola poi con altri appuntamenti dove si parlerà di responsabilità di tutti, perché di questo dobbiamo renderci conto sempre e comunque, che la delega in certi percorsi non è ammessa, diciamola così, l'impegno si deve essere per arrivare a raggiungere determinati obiettivi, determinati traguardi. Sì, questo sarà proprio l'impegno dell'appuntamento alla serata finale di febbraio, in zona di Uderzo, dove abbiamo anche coinvolto gli studenti delle scuole superiori della zona in laboratori di preparazione fatte in queste settimane, e diciamo che siamo nel punto di partenza poi per dialogare con questa segnanza delle serate di venerdì. Questo è anche proprio il tema che dice il processo di spazi, e questo dialogo con la realtà del luogo, e anche fare in modo che le discussioni continui e diventi concreta poi alla fine della serata è un tassello da aggiungere. E potremmo dire la scorta di Papa Francesco, che parlava appunto di artigianato della pace, il futuro della pace, così da fratelli tutti, in grado di comporre insieme questi movimenti, l'artigianato della pace, cioè i beni possibili che ciascuno può costruire, ma anche un'architettura della pace, che è il sociale, e anche di custodire e dare concretezza a questo valore. Ecco, tra l'altro devo dire che una delle cose che colpisce di questi appuntamenti che caratterizzano più o meno sempre questo periodo dell'anno, nel mese di febbraio, nella diocesi di Vittorio Veneto, è la coralità di adesione da parte di una nutrita schiera di sigle, di associazioni, anche di amministrazioni comunali. Sì, è un format anche questo che si è sviluppato un po' negli anni, ma credo che una decina d'anni è comportata queste collaborazioni, perché siamo non ecclesiali con le collezioni pastorali sociali, hanno citato anche il pastorale civile, le diocesi in quanto tale, la Caritas, ma ci sono anche in realtà ecclesiali, movimenti ecclesiali, movimenti popolari, ancora più in generale le ACLI, ma anche dei centri culturali che ci sono nel nostro territorio, ecclesiano, molta dividenza, e direi anche appunto secondarie le amministrazioni comunali che, diciamo, nel 21esimo secolo, che riguardano proprio la democrazia e la partecipazione, quindi anche sotto il profilo politico, hanno cominciato ad entrare dentro questo modo integrato di lavorare insieme per l'intero comune. In questo mi permetto ricordare l'appuntamento di sabato a Padova, sarà un appuntamento dinamico per l'esercito di pastorali sociali del Veneto, di buone pratiche del programma sociale nazionale di intervenze del 2024. Noi porteremo proprio quello che anche la nostra settimana sociale, in collaborazione con un comune del territorio, dove nella settimana sociale può partire una consulta
desiderio di partecipazione allo stesso alla buona pratica e ci sostiene che tutto questo a livello locale e non è inutile. Bene, io ringrazio Don Andrea per averci raccontato questa edizione, la 23esima della settimana sociale che si sta sviluppando e svolgendo nella diocesi di Vittorio Veneto, e anche ringrazio gli amici e colleghi dell'emittente La Tenda TV che ci hanno fornito le immagini con le quali abbiamo potuto ulteriormente arricchire questo segmento per quanto concerne la trattazione di questo tema. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi e buona continuazione. E noi proseguiamo, gentili amici, con quello che è l'ultimo argomento in scaletta per quanto riguarda quest'oggi. Parliamo di alleanza contro la povertà in Italia. Lo facciamo perché anche recentemente è stato proposto un report, si è ragionato su quelli che sono i dati in possesso su questo tema e non più tardi dei primi giorni di febbraio si è parlato di povertà in Italia non più come emergenza, o meglio non è un'emergenza, ma si tratta di un problema di tipo strutturale, trasversale, complesso e plurale che i dati Istat non bastano a fotografare. Chiedo conferma di questo e so che me la darà perché sono parole sue ad Antonio Russo proprio di questa alleanza, quindi ci troviamo di fronte a un problema strutturale. È improprio, per non dire sbagliato, parlare di emergenza, quindi parlando di povertà, intendendole però al plurale poi. Allora, abbiamo un problema con il ritorno audio, nel senso che non riceviamo la sua voce. Vediamo se riusciamo a risolvere il inghippo tecnico. E intanto io ne approfitterei per dire alcune cose relative a quanto vi stavo dicendo in rapporto a questo tema. Il fatto che si debba parlare appunto non solo e non più come emergenza, ma di un problema strutturale, e il fatto che si debba parlare di una maggior quantità in termini anche numerici di povertà, con un ragionamento che coinvolge un po' tutti per quanto riguarda i cosiddetti poveri di rapporto accanto, che ci deve interrogare un po' tutti, anche porci anche di fronte ad un atteggiamento che sia, come dire, chiedo scusa alla regia, dicevo, parlare appunto di povertà invisibile e povertà minorile. Vediamo adesso se riusciamo ad avere ripristinato un collegamento più idoneo con il nostro ospite proprio per trattare questo tema. Altrimenti direi, se il problema persiste, andiamo pure con la telefonata in modo da non perdere ulteriore tempo per quanto riguarda questa nostra conversazione. Come vi dicevo, la tipologia del nostro appuntamento è mirata appunto a trattare tematiche che vanno a affrontare questioni legate alla politica internazionale, quella nazionale, e adesso dobbiamo appunto occuparci di questo ulteriore tema. Purtroppo vedo che i problemi permangono e non riusciamo a venirne a capo, forse, vediamo. Io direi di provare a contattarlo perché l'ospite sta provando a chiamare me al telefono e quindi io ovviamente non posso rispondere. Vediamo un po' se riusciamo al volo a risolvere la questione. Adesso trasmetto anche il numero, così vediamo di riuscire
a trovare questa strada alternativa per poter fronteggiare almeno in una maniera diversa ma proficua, nel senso di poter arrivare a questi la trattazione di questo tema. Altrimenti, nel caso non fosse possibile, saremo costretti ovviamente a interrompere qui il nostro programma. Passiamo la telefonata per cortesia e Mi sentite adesso? Vedremo di recuperare il tema in un'altra occasione. Mi dispiace, mi scuso per questo contrattempo e vediamo adesso ne parleremo in un'altra occasione. Ringrazio voi, gentili amici, per averci seguito in questa puntata di Fatti e Prospettive del mercoledì, scusandomi ovviamente per il contrattempo che ha caratterizzato la parte terminale di questa puntata. E la prossima settimana la puntata del mercoledì non andrà in onda, perché il mercoledì delle ceneri ovviamente c'è spazio a appuntamenti sicuramente molto più importanti rispetto a questo. Noi ci vediamo pertanto con la prossima puntata di Fatti e Prospettive del mercoledì, il 25 di febbraio.
e Volti, il nuovo ciclo di interviste del direttore di Telepace Don Bruno Fasani, in onda ogni domenica alle 9.25, 15.25, 19.15. Conosceremo tante persone e tante storie. La pace vola sulle ali di 1000 colombe. Bastano 1.000 euro donati da 1.000 di voi per far volare più in alto la voce di Telepace. Ogni dono, piccolo o grande che sia, è un battito d'ali che porta luce e fede là dove c'è bisogno di pace. Vola insieme a noi, sostienici. Dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmettiamo gli esercizi spirituali per la Quaresima, intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. In onda dal 22 al 28 febbraio alle 8.30, alle 17.30 e alle 20.30.
Sport Kent di oggi ci porta a Trento, dove abbiamo assistito al campionato della divisione di calcio paralimpico e sperimentale e abbiamo conosciuto anche i suoi protagonisti. Oggi siamo all'esordio dell'attività della divisione paralimpica della FIGC a Ravenna, in provincia di Trento, per il primo appuntamento della divisione paralimpica in Trentino Alto Adige. Abbiamo la partecipazione di 3 squadre, 2 della provincia di Trento, Union Trento e Lizzana da Rovereto e la Sport & Friends di Bressanone. È la primissima giornata della divisione, un movimento che da anni si occupa di attività calcistica per persone con disabilità, intellettivo-relazionale, cognitive, disagio psichico. Abbiamo già la partecipazione di una squadra da anni alle nostre attività, inizialmente nella regione del Veneto, che ha partecipato con profitto alle finali nazionali, che è Lizzana, che è una delle squadre forse più rappresentative di questa regione. Mi occupo di organizzazione delle attività sportive della divisione paralimpica in tutta la nazione, in tutte le regioni italiane, che da quest'anno sono effettivamente tutte 20 le regioni italiane. Organizziamo mensilmente delle giornate di gara di competizioni o regionali o interregionali, in questo caso regionali del Trentino Alto Adige, alla ricerca della squadra vincitrice del raggruppamento, ma in particolare della promozione dell'attività sportiva sul territorio, che è l'obiettivo vero e proprio della divisione: incentivare e incrementare l'attività sportiva organizzando competizioni calcistiche, ma che sono null'altro che un motivo per i ragazzi allenarsi con costanza nel raggiungimento dell'obiettivo, che è quello della giornata di campionato. Il movimento paralimpico in Trentino è sicuramente un movimento in forte crescita, lo dimostra il grande lavoro che il CIP sta svolgendo insieme alla Lega Nazionale Dilettanti e naturalmente alla Federazione Italiana Gioco Calcio e alle altre federazioni che si occupano di attività naturalmente paralimpica. È un lavoro che ha richiesto e ha necessitato di grande attenzione, circa un anno di attività prima di arrivare a questo primo raggruppamento regionale, che però già nasce come un movimento solido, sia per la partecipazione di squadre che già conoscono il movimento e i benefici che il movimento porta ai ragazzi e alle ragazze che partecipano, sia per la forte adesione e desiderio da parte delle squadre di partecipare. Per me oggi è una grande giornata perché è il traguardo di quello che ci stiamo lavorando da un paio d'anni, il fatto di aver portato nel Trentino Alto Adige un campionato di CPS. Stiamo cominciando con poche squadre, però questo è sicuramente l'inizio di un campionato poi sicuramente molto più corposo. DCPS sta per Dipartimento Calcio Sperimentale Paralimpico, è proprio un dipartimento della FIGC. Vado con questi ragazzi perché li seguo anche nelle partite che hanno fatto, soprattutto Lizzana, che è stato il promotore. Mi rimane qualcosa dentro di positivo, perché loro ti trasmettono positività, gioia in quello che stanno facendo, quello che a volte nel calcio normale non esiste. Sono Roberto Rovo, il presidente dell'Unione Sportiva Lizzana.
una società che in Vallagarina ha più di 70 anni di storia e che a partire dal 2021 ha introdotto a fianco delle tradizionali categorie calcistiche, dai piccoli amici fino alla prima squadra, anche la categoria della DCPS, della Divisione Calcio Paralimpica Sperimentale. Un progetto che abbiamo voluto far partire perché animati dal desiderio, dalla volontà e dalla missione, perché questa è una missione, che anche gli atleti meno fortunati debbano avere la stessa dignità sul rettangolo di gioco degli atleti normodotati. Questa avventura è iniziata perché, intanto perché ho avuto la possibilità di trovare in società, all'interno della società, delle persone molto sensibili a questo tipo di problematiche, perché il terreno è fertile e quindi c'è stato subito un grande entusiasmo per poter far partire questo tipo di progetto. Il progetto è nato perché ci siamo imbattuti in una serie di ragazzi del territorio che volevano giocare a calcio e quindi abbiamo detto perché no? E perché no? Qual è il motivo di dire no a questo? Per cui nel 2018 abbiamo iniziato ad imbastire questo percorso, no? Che chiaramente comporta tutta una serie di difficoltà da superare. Poi ci si è messo di mezzo anche il Covid, che ci ha bloccato, altrimenti saremmo partiti già col 2019. Però questo non ci ha fermati. Passato il periodo drammatico del Covid, abbiamo ripreso in mano il progetto e con l'estate del 2021 lo abbiamo presentato a Rovereto alla Fondazione Campana dei Caduti, che ci sembrava il posto ideale, visto che si parla di pace, di coinvolgimento, di inclusione, il posto ideale per presentare questo progetto davanti alla FIGC nazionale, provinciale, davanti alle autorità politiche provinciali e comunali, e abbiamo trovato grande entusiasmo da parte della città, da parte della provincia, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista politico. Siamo partiti nel 2021, dicevo a settembre, con una decina di ragazzi che chiaramente avevano bisogno di conoscersi, di imparare a capire cosa vuol dire fare squadra, per cui il primo anno, da settembre 2021 a giugno 2022, è stato un anno di allenamenti, non di campionato, perché i ragazzi, come dicevo, avevano bisogno di capire come stare in campo, ma come diventare amici, come diventare squadra. Poi la scommessa ha fatto un passo avanti e a partire da settembre 2022 ci siamo iscritti al campionato nazionale della DCPS. Da settembre 2022 abbiamo voluto fare l'ulteriore passo in questa nostra scommessa. Ci siamo iscritti al campionato nazionale della Divisione Calcio Paralimpica e abbiamo iniziato questa avventura, accolta molto bene dai ragazzi, essendo allora fino ad oggi l'unica squadra della provincia di Trento, ma anche della regione Trentino-Alto Adige iscritta. È chiaro che abbiamo sempre giocato in trasferta nel raggruppamento del Triveneto, dove giocavamo con squadre ovviamente che già da molti anni fanno questo tipo di percorso, e fino ad arrivare all'anno scorso, che è stato l'anno in cui i ragazzi veramente hanno dato delle soddisfazioni enormi, perché hanno vinto il campionato del Triveneto, il campionato regionale, hanno fatto le finali nazionali e hanno vinto addirittura il torneo internazionale di Parma, per cui è stato un'apoteosi per loro. Il gruppo del Lizzana Calcio Special Team è stato nato nel 2021. Poi col passare degli anni, a forza di dai e dai, abbiamo ottenuto dei successi quest'anno, tipo vedi il campionato di Verona e poi abbiamo vinto il torneo di calcio internazionale di Parma. Una bella esperienza, insomma. Nel calcio mi piace tutto quando che il calcio è sport, perché il calcio, come diceva il mio presidente, è tutto, è di tutti e per tutti, insomma, cioè raggruppa tutto quanto, insomma.
Il nostro obiettivo è certamente quello di far crescere degli atleti, ma prima ancora quello di educare, di formare i ragazzi e le ragazze che saranno i cittadini di domani. Da questo punto di vista il lavoro con i ragazzi e le ragazze che hanno delle disabilità acquisisce un'importanza ancora maggiore, perché ci rendiamo conto che attraverso lo sport sicuramente è possibile migliorare la qualità della vita di queste persone e quindi abbiamo da questo punto di vista un compito ancora più importante. Per me personalmente devo dire che è una particolare soddisfazione quella di poter vedere su un campo sportivo tutti questi ragazzi e ragazze che trascorrono, diciamo, una mattinata insieme e che hanno la possibilità di divertirsi attraverso il calcio, che è uno sport che come tutti gli altri può tranquillamente essere praticato anche da persone che hanno delle disabilità. Basta semplicemente prestare una diversa attenzione rispetto a quelle che sono le loro dinamiche, però devo dire che proprio per questo danno anche maggiore soddisfazione. All'interno di queste squadre ci sono dei ragazzi senza famiglia che vivono nelle comunità del Trentino o dell'Alto Adige che vengono coinvolti da queste squadre, e per loro queste squadre tipo Lizzana, Sport Specialist sono la loro famiglia, perché gli danno proprio questo motivo di vivere, di gioia. Ma io dico sempre che questo calcio, il calcio della divisione del calcio paralimpica, è forse oggi ancora l'unico calcio genuino, sano, vero, perché i valori in campo sono quelli che si vedono, non c'è dietrologia, non c'è nulla, insomma. Per questo lo dico un po' con toni amari, perché ovviamente avendo a che fare anche con tutto il resto del mondo del calcio, si dovrebbe imparare dal calcio della divisione calcio paralimpica, capire che cosa sono i valori della vita, che cosa questi ci insegnano e che cosa questi ragazzi possono dare, perché possono dare veramente tanto, insomma. Un gol per loro è una soddisfazione enorme, una parata del portiere della squadra è una gioia immensa. Sono quelle piccole grandi gioie e soddisfazioni che non si colgono più in tante altre occasioni nelle partite tradizionali, e il calcio sano per me oggi è questo.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò terrore? Quando mi assalgono i malvagi, per straziarmi la carne, sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza. Inni di gioia canterò al Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni, che spirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura e prima di tutte le cose, e tutte in Lui sussistono. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, e in vista di Lui, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, propacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Signore, mia salvezza, abbi pietà di me. Signore, mia salvezza, abbi pietà di me. Non abbandonarmi con i peccatori. Abbi pietà di me. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Signore, mia salvezza, abbi pietà di me. Ha fatto in me cose grandi colui che è potente, e santo è il suo nome. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me
santo è il suo nome. Sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua Chiesa. Preservala da ogni male e rendila perfetta nel tuo amore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Fa che tutte le genti conoscano te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Concedi ai nostri parenti ed amici prosperità e salute. Fa che godano della tua benedizione sulla terra e nel cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Conforta coloro che sono oppressi dalla fatica e dal dolore. Difendi la dignità dei poveri e degli esclusi. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Apri le braccia della tua misericordia ai morti di questo giorno. Accogli le loro anime nella pace del tuo regno. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Fatto. Il commento a uno dei fatti più rilevanti della settimana nella rubrica Il Fatto, curato e condotto dal giornalista e opinionista Monsignor Bruno Fasani, su Telepace. Al termine del giorno, preghiamo insieme e ringraziamo il Signore con la recita della compieta. Tutti i giorni, alle ore 23, su Telepace.
voce di chi non ha voce. Telepace, voce di chi non ha voce, voce di chi non ha voce. Quando aveva 23 anni era via militare. Cosa è successo? Come stava? È successo durante il servizio militare. Io ho fatto 6 mesi di servizio normale e poi ho incominciato a accusare dei dolori alla gamba sinistra. Dapprima anche sopportabili, però poi si facevano sempre più forti e allora sono stato ricoverato all'ospedale militare di Verona. E là al principio mi è stata diagnosticata una sciatalgia. Anzi, passavo, come si dice in gergo militare, un lavativo, uno che non voleva fare il militare, che trovavo le scuse per non fare le marce e queste cose qua. Però purtroppo i dolori si facevano sempre più forti, ormai non riuscivo più a camminare, allora hanno fatto degli esami più approfonditi e hanno visto che effettivamente c'era qualcosa di molto grave. Passato immediatamente dal reparto medicina alla chirurgia mi è stato fatto un prelievo, fatta una biopsia e la diagnosi è stata che un tumore mi stava distruggendo, anzi mi aveva già distrutto mezzo bacino e intaccava anche la testa del femore. Quindi mi è stato applicato un apparecchio di gesso che andava dalla caviglia fino a tutto il bacino, perché ormai la gamba era staccata dal resto, era tenuta assieme solo dalla carne e dalla pelle. E dopo qualche giorno trasferito per avvicinamento alla famiglia all'ospedale militare di Trento. Là sono stato una ventina di giorni e poi mi hanno trasferito a Borgo Valsugana. Allora non c'era la chemoterapia, la radioterapia, c'era solo la cobaltoterapia, la bomba al cobalto come la chiamavano allora. Là sono stato appena 2 giorni, ho fatto tutti gli esami, la risposta è stata portatevelo via, noi non possiamo fare nulla. Rientrato all'ospedale militare di Trento, la mia mamma ha incominciato a insistere con mio fratello, portalo a Lourdes, portalo a Lourdes. Però c'erano dei problemi in quanto che i medici avevano sconsigliato mio fratello di portarmi. E inoltre c'era anche il problema che io ero sì gravemente ammalato, però ero sempre militare e come militare non potevo espatriare. Ci voleva un permesso speciale dal Ministero della Difesa, si sa come vanno queste cose, è andata un po' per le lunghe. Finalmente questo permesso è arrivato, io sono arrivato a Lourdes col treno dell'unità e sì, ho fatto tutte le funzioni, il bagno alle piscine, la processione del Santissimo Sacramento, la Via Crucis. Io non è che mi sia accorto di qualche cosa. I giornali dell'epoca hanno parlato di apparizioni, di visioni, queste sono tutte frottole che si sono inventati loro. A me non è mai apparso nessuno. Però rientrando a casa io prima di tutto non ho più avuto bisogno delle medicine per calmare i dolori, ma poi soprattutto ho incominciato a mangiare, che prima non mangiavo più. Rientrato all'ospedale militare nessuno ci ha fatto caso. Però io ho incominciato a alzarmi, ho incominciato a prendere le forze perché io ero anche molto giovane, quindi recuperavo molto in fretta. Finalmente si sono decisi di fare delle radiografie e là è venuto fuori che il tumore era scomparso e addirittura si era rifatto l'osso. Allora sono stato ancora una quindicina di giorni in ospedale e poi sono stato per accertamenti e poi sono stato spedito a casa guarito. La primavera successiva io sono venuto a Lourdes con la mamma e il fratello. E c'era un dottore che io conoscevo perché era primario dell'ospedale della mia zona, però non avevo mai avuto nulla a che vedere con lui. E mi fa, guarda che c'è il direttore del bureau medicale che ti vuol vedere, ti vuol parlare. Mi ha portato da questo dottore, mi ha visitato, mi ha chiesto delle cose e da là è cominciata la prassi che è andata avanti ben 13 anni. Tanto è vero che io a un certo punto avevo perso anche la pazienza, insomma, e ho detto che non volevo più di lasciarmi in pace, insomma, pensatelo un po' come volete, ma lasciatemi in pace. E ci è voluto parecchio per convincermi a continuare. Finalmente dopo 10 anni, nel 1973,
il Comitato Medico Internazionale, che non è fatto di solo medici credenti, ci sono anche di altre religioni oppure miscredenti, dichiarava che era una guarigione inspiegata. E 3 anni dopo anche la Chiesa dichiarava altrettanto. Poi io ho sempre continuato a venire a Lourdes, prima facevo i pellegrinaggi, poi ho fatto lo stagiaire e ho sempre lavorato normalmente come fanno tutti gli altri, insomma non c'era niente di straordinario. Lavoravo nel campo dell'edilizia, quindi si immagini lei che andavo sui tetti delle case dove capitava, insomma. E quindi è sempre stato bene? Sono sempre stato bene fino a pochi anni fa, che purtroppo adesso le condizioni non sono più quelle di prima, ma bisogna rassegnarsi. Come si spiega questo miracolo, questo evento straordinario? Io non lo so spiegare, se non lo sanno spiegare i medici. Come faccio a spiegarlo io? Io credo che il merito sia stato tutto della mamma, perché è stata lei che ha insistito in tutti i modi per farmi venire a Lourdes, insomma, ecco. Quindi c'è sempre speranza anche in casi apparentemente impossibili. Qualcuno ce la fa, insomma, a guarire. Suor Luigina, ci racconti un po' la sua storia legata al miracolo ricevuto e certificato qui a Lourdes? Io ero giovane suora, ho cominciato ad avere dolori alla gamba e alla schiena, pur curate non capivano, dovete pensare che era 60 anni fa. E poi sono andata avanti, mi hanno portato a Milano la Gaetano Pini, quindi era la clinica migliore d'Italia allora, mi hanno detto da operare, facciamo un neoelettrico, che era la mia elografia di adesso, e intanto dice nel suo caso 1 su 1 milione può essere negativo. Cosa hanno scoperto? Cosa aveva? Niente, non hanno visto che è andato che non era negativo, non era positivo. E allora ha detto o facciamo la sperimentale, la tagliamo e proviamo o la curiamo. E né la mia mamma né le superiori non hanno voluto questa sperimentale, perché a quei tempi qualcuno che aveva solo fatto una lombare è rimasta paralizzata per sempre. Io ero metà, perché metà me la strisciavo la gamba, però andavo ancora tutta storta, impostata. E poi com'è stato il legame con Lourdes, in particolare chi l'ha voluto e cosa è successo? No, poi alla fine mi ha operata 3 volte, a ottobre. Poi mi ha operato di nuovo a dicembre, ha aperto la spina dorsale, poi hanno tentato di nuovo un po' sì, un po' no, poi a marzo ha scalpellato talmente che mi ha bucato la spina dorsale, quindi è venuto fuori un meningocele. E lì pericoloso, ho dovuto stare 3 mesi in testa giù e gambe in alto. E intanto mi ha fatto fare 40 röntgen di 40 cicli, cioè 40 di radioterapia. E mi diceva il capo della sezione, ma lei muore giovane e con la leucemia. E il professore ha detto tentiamo tutto, quindi anche queste 40 röntgen, ma non hanno fatto niente praticamente. Poi a luglio, dopo 4 ha lasciato passare un po' di tempo, mi ha aperta per chiudere quel buco perché non poteva, era pericolosissimo, hanno detto. E come dopo tutte queste cure sono andata avanti un mesetto forse. E poi di nuovo una ricaduta? No, e poi ho ricominciato a avere dolore, sta gamba che non mi reggeva la spalla che toccava la vita. E allora dico, tutto questo ancora ha fatto infiltrazioni, ha fatto arrivare un veleno dalla Germania, delle api, perché dicevano che toglieva il dolore, ma mandava la segretaria a fare queste iniezioni, niente. E comunque la patologia continuava? Sì, e allora lui a un certo momento è venuto lui lunedì di Pasqua a farmi ancora le infiltrazioni, ha provato proprio tutto e alla fine mi ha detto, suoretta, ormai tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Se può fare il Signore, può fare qualcosa, lo può fare quello di lassù. A letto con calmanti. E quindi Lourdes?
Ecco, e poi a letto, stata lì, qualche volta ho detto riuscivo ad andare a fare la comunione, potevo neanche stare ferma dal grande dolore alla mia gamba che la strecciavo, ma no. E poi a letto. E mentre ero lì mi hanno messo una grossa radio perché sentissi almeno qualcosa. C'era il congresso eucaristico di Pisa. Lo stavano trasmettendo la processione eucaristica e in quel momento mi è venuto in mente perché non chiedo di andare a Lourdes. Dovevo già andare l'anno prima veramente, poi i voti perpetui e poi non capivano, non si pensava di guarire. E allora la mia direttrice ha scritto alla Madre Generale. E la Madre Generale ben volentieri ha dato il permesso purché io fossi accompagnata. Quello che era quando è andata all'associazione a chiedere i 2 posti, il cappellano dell'ospedale era anche responsabile religioso dei pellegrinaggi. È andata a chiedere all'OFDA e dice datele 2 posti perché sappiamo che la portiamo ma non sappiamo se la portiamo indietro. A me non pareva di essere ancora a quel punto. Ad ogni modo la mia direttrice prima di partire, un po' di giorni prima da me, diceva Sor Luigina, andiamo a chiedere alla Madonna con fede che almeno tu possa star seduta. Io no, Ho detto direttrice no, o tutto o niente. E a Lourdes, quindi, cosa è successo qua? Nel senso, ha partecipato a dei momenti di preghiera? C'è stato un momento particolare o come l'ha toccata questo pellegrinaggio? Certo. Ad ogni modo siamo partite in treno, eccetera, sono uscita dal finestrino perché erano delle più gravi, sì, non mi avevo. La queue mi è venuta a vedere il medico del pellegrinaggio che io non conoscevo, io a Tortona, lui era a Voghera. Ora vuol guarire, e certo ho detto mi vergogno ma vengo proprio a chiedere quello. Faccia la petulante con la Madonna, insista e 2 volte al giorno in piscina. E va bene, e abbiamo fatto così per i miei giorni. La nostra vita era proprio quella, alzate, in piscina eravamo le prime e faceva effetto perché a fare in barella fa proprio un po' effetto. Poi quando uscivo questo piede era cadente, è bianco e andava giù e io guardavo subito quel piede e una dietro che mi hanno detto che era stata guarita, una nobile donna mi diceva sarà per un'altra volta. Allora in modo la nostra vita lì e poi alla grotta stavamo fino a ora di pranzo, pomeriggio la stessa cosa, piscina alla grotta in processione lasciavano i malati in piazza, in processione allora non andava nessuno malato in processione. Così abbiamo fatto. Ancora io dicevo, ma se mi fa la grazia me la fa il 24. E lì eravamo già nella settimana, perché noi siamo figlie di Maria Ausiliatrice. Facciamo la novena tutti i mesi, preghiamo Maria Ausiliatrice, per noi è la nostra proprio. Allora dicevo, per farmi la grazia me la fa il 24, e invece era il 23. 23 abbiamo fatto tutta la giornata normale, proprio normale, alle piscine, alla grotta di nuovo alle piscine e poi in piazza. Ero dalla parte destra guardando la basilica e lì ho seguito la mia processione, ma tranquilla, serena come gli altri giorni. Ho sentito, poi è arrivato il vescovo Giacomo Santissimo, nella mia preghiera era sempre questa: Signore, se il mio professore potesse operarmi, mi opererebbe ancora, anche se l'ha fatto 4 volte. Ma non può più. Se tu lo vuoi, lo puoi. Se lo vuoi, lo puoi. E lì avevo diciamo Santissimo, il vescovo proprio di fronte con tutta la piazza di stanza, e lo vedevo dalla schiena.
e mi pareva di vedere di essere l'emorroissa vicino al Signore, che lei chiede la grazia toccando un martello. E lì pregavo e dicevo: se tu lo vuoi, se tu lo vuoi. A un certo momento ho sentito come una scossa elettrica molto forte. E cosa mi capita? E poi tremavo tutta, sentivo proprio la barella e mi sono spaventata. Ma cosa mi capita? E sono stata lì un po'. E poi dopo un po' dico: ma guarirò mica, ma così ti viene, è una cosa straordinaria, no? E allora lungo il piede provo a muovere, sto piede si muoveva. Allora immagini la mia emozione. Mi giro da Mina che mi portava e le dico: portami all'asilo perché voglio provare a mettermi in piedi e vedere se cammino. E lei piangendo: non si può, c'è il Santissimo. Il Santissimo ha fatto il giro, è venuto fin lì, mi ha benedetto, mi hanno detto che ero con due occhi che brillavano e volevo provare a alzarmi. Finita la processione, però la mia direttrice, che non mi ha mai lasciata, mai, mi ha detto: guarda, oggi ho fatto tutto quello che la Madonna voleva, che si venisse a pregare, ho pregato tanto, che si venisse andare a fare il bagno e ho fatto il bagno, di venire in processione e oggi ho fatto la processione. E io di rimando: direttrice, muovo il piede, io dicevo solo non la gamba, muovo il piede. Lei è rimasta lì, ha tirato sulla copertina, prova che questo piede si muoveva. Ti proibisco di parlare. Aveva paura che fosse autosuggestione. Ha detto poi l'ha detto dopo, pensavo stavamo male noi e lei. E allora zitta, allora abbiamo ancora portato all'asilo, come hanno, senza dire una parola, chiuso la porta, le dico: dammi le calze e voglio provare a alzarmi. No, tu sei matta, non puoi. No, non ho mai seduta. E mi ha dato le calze da sola, seduta sul letto, ma non mi rendevo conto. Ho messo le calze, ho provato a camminare, camminavo bene, diritta, solo avevo un dolorino alla caviglia, ma se mi muovevo mi passava. E che in quel momento sono arrivate le due suore che dormivano con noi, non so di che congregazione, come mi hanno vista, hanno urlato. E allora immagine corso prima il cappellano, il Monsignor Ferrarazzo, con un medico a vedere. E io dicevo: ma io muovo il piede. Arriva una dama e dice: ci dia la benedizione, se sei una della Svizzera. E lui dice: se vuole la benedizione, Sor Luigina venga a inginocchiarsi. Io mi sono seduta sul letto tranquilla, andata là, mi sono inginocchiata, poi tornata nel mio letto tranquilla. Poi ha cominciato, guarda, il putiferio, che poi è arrivata la gente che ha sentito e mi tocchi questa maglia, ma non sono mica io, sono mica matta, andata alla grotta. E ho cominciato a agitarmi, io a vedere quella roba lì, e ha messo 2 scout alla porta e ci hanno lasciate tranquille. E poi qualcuno anche alla televisione ha detto che era là, che io sono andata alla grotta di notte. Non è vero. Noi abbiamo passato la notte, io ho un letto di fronte lungo all'altro. Abbiamo passato la notte in questa maniera, io a muovere la gamba forse per la paura che si fermasse. E la mia direttrice dietro di me continuava: Sor Luigina, muovi la gamba. Sì, muovi la gamba. Ecco, abbiamo fatto la notte in quella maniera lì. Mattino molto presto ci siamo alzate, lavate, fatto tutto, che benedizione. E poi siamo usciti e non volevano lasciarci andare, andate in barella, andate in carrozzina, no, vado con le mie gambe. Andata alla messa, tutta la funzione, loro non ce n'erano tante come adesso, e la messa solenne era una certa ora, presto anche. Finita la messa, la mia direttrice mi ha detto: io ho un desiderio, dica, di andare a vedere la Via Crucis sul monte, vengo anch'io. Guarda, se mi rendevo conto che il pomeriggio prima ero ancora nella barella. E no, tu non puoi. Ma perché non posso? No, vengo. E lei abbiamo fatto 2 parole e lei mi ha detto: fai quel che vuoi. Allora siamo partite
e lei non mi dava la mano perché diceva se c'è la grazia deve venire fuori. Infatti siamo andate su, siamo arrivate fino alla 4ª stazione, che era molto più ciottolata di adesso, allora era più... Poi è suonato l'ora e dice guarda, è quasi ora di pranzo, andiamo perché poi non ci vedono arrivare. Il presidente dell'Ofdal ha detto matta lei, ma più matta anche la sua superiore. Ha preso 2 barellieri con una barella, andatela a cercare, caricatela e portatela a casa. Immagina, qui l'hanno fatto tutta la via Crucis. Andate, mi ha detto, fin del sepolcro, perché aveva pure che fossi ancora là. Io l'ho già letto tranquilla. Pomeriggio però i medici ci hanno fatto corona e noi non volevamo andare a Burò. Mia dice, ma no, la grazia, come quella del Vangelo, non camminavo, adesso cammino. E invece abbiamo dovuto presentarci e lì hanno proprio visto che sta gamba molto più piccola, perché era mezza paralizzata, però non aveva dolori e io andavo bene. Questa guarigione è stata duratura nel tempo e una battuta finale è questo miracolo per lei e immagino anche per il suo istituto e per tante persone che hanno così potuto vedere e constatare la potenza di Dio nell'insistenza, come era stato il consiglio che aveva ricevuto. Sì, proprio. È vero che io ci tenevo e non ci tenevo. Mi sarebbe piaciuto il riconoscimento per dire che capitava veramente, non è una mia... però mi ha mandato a chiamare anche nell'84, nell'83-84 sono venuta. Però volevano un esame che facesse vedere che la paresi che avevo non dipendeva da una forma neurologica, ma dipendeva dalla spina dorsale. È quello che loro volevano da quando sono guarita all'anno dopo e allora. E non c'era, perché più che le radiografie. Poi è arrivata la TAC, allora un medico mi ha detto veniamo a prenderla e non l'ho mai vista. Amen. Così siamo andati avanti fino al 2009. Era appena arrivato il dottor De Francisci, lui è arrivato a aprile e noi siamo arrivati a luglio. Ha fatto tirar fuori, non era archiviata, era lì ferma, ha fatto arrivare a tirar fuori la pratica. I medici e gli altri che erano con lui a computer hanno messo giù, eccetera. E poi mi ha mandata, loro, sono andata dal dottor, mi ha dato l'appuntamento, allora diceva lui l'altro giorno che sorrideva, lui ligio, perché allora era ancora più, appena arrivato, era di una perfezione, diciamo, nei suoi... Ha tirato fuori una cosa e l'altra e ho detto a lui metteva tante difficoltà perché cosa diciamo alla Chiesa, che male aveva, cosa ha fatto, come... E io a un certo punto ho detto ma è il mio professore che ha scritto sulla cartella, infatti poi l'ho data loro, la cartella clinica tornata da Lourdes spiegabilmente, e ce l'abbiamo anche noi, mi ha detto, perché poi aveva... E poi è andata avanti e l'hanno riconosciuta. Dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmettiamo gli esercizi spirituali per la Quaresima, intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. In onda dal 22 al 28 febbraio alle 8:30, alle 17:30 e alle 20:30. La pace vola sulle ali di 1000 colombe.
Bastano 1.000 euro donati da 1.000 di voi per far volare più in alto la voce di Telepace. Ogni dono, piccolo o grande che sia, è un battito d'ali che porta luce e fede là dove c'è bisogno di pace. Vola insieme a noi, sostienici. Buonasera amici di Telepace, ben trovati in questa serata per seguire insieme una celebrazione di ringraziamento per il 58° anniversario della comunità di Sant'Egidio. A breve ci collegheremo con la Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma per seguire questa solenne Santa Messa presieduta da Monsignor Vincenzo Paglia, Vescovo di Terni, Narni, Amelia e consigliere spirituale della comunità di Sant'Egidio. Sant'Egidio, lo ricordiamo, è un movimento internazionale di laici che si fonda sulla preghiera, sulla povertà, sulla vicinanza ai poveri e con una grande predilezione per tutto ciò che riguarda la pace. E questa sera a partecipare a questa celebrazione per l'anniversario di fondazione tanta gente di ogni età, di ogni provenienza, amici, collaboratori, tutti coloro che insomma fanno la comunità di Sant'Egidio, senza dimenticare quelli a cui la comunità si apre, ovvero i senza fissa dimora, gli anziani, i rifugiati, quelli che sono arrivati con i corridoi umanitari. Insieme a loro anche ci segnalano alcuni giovani ucraini di Sant'Egidio che sono attivi nel soccorso alla popolazione. Quindi davvero tanta gente comune, gente che vuole ringraziare con questa messa, con la preghiera, per questa grande opera che porta avanti da 58 anni a questa parte la comunità di Sant'Egidio. Purtroppo anche questo anniversario cade in un periodo difficile dove ancora arrivano le notizie della guerra, dei conflitti, il conflitto in Ucraina con la Russia, il conflitto in Medio Oriente, il conflitto in Mozambico, la violenza in Mozambico e in Sudan,
ma oltre al conflitto anche tutte le emergenze ambientali che vediamo sui telegiornali tutti i giorni, che vanno a colpire la Francia, l'Andalusia. Anche il Papa durante l'Angelus domenica ha voluto ricordare appunto le preoccupanti situazioni ambientali che stanno vivendo il Portogallo, piuttosto che l'Italia, l'Italia meridionale appunto. E queste emergenze non fanno altro che causare disagi, aumentare la povertà, quella povertà di cui si prende cura ogni giorno la comunità di Sant'Egidio. Il 2025 è stato un anno importante per questa realtà presente un po' in tutto il mondo, perché due sono gli eventi, sono tanti, ma due gli eventi da segnalare che hanno caratterizzato questo importante 2025 per la comunità di Sant'Egidio. La beatificazione di Floribert Bouanakui, un giovane congolese della comunità che è stato ucciso a 26 anni. Perché? Perché aveva detto no alla corruzione, si era rifiutato di far passare un carico di riso avariato alla frontiera con il Ruanda. Venne ucciso e è iniziato il processo di canonizzazione fino alla beatificazione lo scorso 2025. Poi ricordiamo ancora in ottobre il convegno Osare la Pace, anche Telepace ha partecipato, ha trasmesso alcune parti di questo convegno in cui era culminato con l'appello alla pace di Papa Leone, un Osare la Pace proprio per arrivare alla pace in Medio Oriente, alla pace in Terra Santa. Due momenti importanti per la comunità di Sant'Egidio, ma durante il 2025 sono stati tanti i momenti da segnalare. Per l'occasione del 58° anniversario della comunità sono stati tanti anche i messaggi di augurio, di vicinanza. Uno in particolare mi ha colpito e lo condivido con voi, è quello del cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, che ha inviato un messaggio al presidente della comunità, che è Marco Impagliazzo. E nel messaggio il vescovo di Napoli riporta le parole di Matteo: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E ringrazia il vescovo di Napoli, la comunità di Sant'Egidio, la ringrazia per quello che siete e fate, leggo, la ringrazia per aver scelto la via degli ultimi e dei poveri, grazie perché siete strumento di Dio nell'accarezzare la fragilità e lenire le sofferenze con il balsamo dell'amore. Portate speranza a coloro che si sentono sopraffatti dallo scoraggiamento e dall'angoscia, perché non avete paura di sporcarvi le mani con gli esclusi e i non veduti dalle nostre città, dai nostri quartieri, nelle nostre periferie. Sono davvero parole toccanti quelle che ha scritto il vescovo di Napoli per augurare il buon cammino della comunità di Sant'Egidio, 58° anniversario, mentre ricordo che stiamo aspettando di collegarci con la Basilica Romana di San Paolo fuori le mura per seguire insieme la celebrazione eucaristica che sarà presieduta da Monsignor Vincenzo Paglia, il vescovo di Terni, Narni, Amelia, consigliere spirituale della comunità di Sant'Egidio. Nel messaggio augurale del vescovo di Napoli sono tanti grazie che ha scritto, tra quelli che ho letto prima, e ancora grazie per tutte le volte che con la vostra vita abitate situazioni delicate e difficili di tanti nostri fratelli e sorelle. Grazie per gli sguardi di tenerezza, per le mani tese, per le parole di benevolenza di cui il mondo ha tanto bisogno. Grazie, scrive ancora Don Mimmo Battaglia, grazie a ognuno e ciascuno, amiche e amici, per essere operatori e costruttori di pace per tutto il bene che seminate anche nella diocesi di Napoli, come pure nelle varie diocesi sparse nel mondo che portano avanti quest'idea.
La comunità di Sant'Egidio davvero ha tanto da ringraziare, ha tanto da benedire, ma è davvero una mano tesa per chi è in difficoltà. Lo scorso 5 febbraio il fondatore della comunità di Sant'Egidio, il professor Andrea Riccardi, è stato ricevuto in udienza da Papa Leone in Vaticano e un regalo che arriva alla vigilia, che è arrivato alla vigilia dell'anniversario della comunità, ma è stato anche un appuntamento per parlare con il Papa di tutto ciò che il mondo in questo momento richiede e di cui ha bisogno. Ma ora il canto ci dice che inizia la celebrazione, allora entriamo a San Paolo fuori le mura per seguire la solenne celebrazione.